questa è una prova zero, no? Noi la chiamiamo prova zero perché ovviamente farla da soli è una cosa, farla in compagnia è meglio. Ti voglio stare soltanto insieme a te. E quale migliore occasione di voglio dire, portare non solo la famiglia ma soprattutto persone che fanno questo lavoro, quindi questa sera è una serata dedicata solo agli addetti ai lavori. Non si fa, ma ormai sono innamorato. Se mi stavo lontano con te, ma prego per non abbracciate con me, che scenassi da vita d'amore, stai suonando con me. Ci siamo posti la domanda, ma perché se invitiamo invece gli organizzatori, che sono poi quelli che vanno a vendere, no? Quelli che hanno a contatto le persone, quelli che si fidano, hanno il loro pubblico, no? Mentre la musica è più forte muove l'anima. A signore che va a festa dice no, io l'abbiamo visto lo spettacolo e quindi potete avere la possibilità di poter vendere, ecco, questo prodotto in modo diverso. Mentre voglio te masa, fatti più vicino a me come si femmina. Qualcuno si è chiesto ovviamente, ma tutta sta roba come si monta da un matrimonio? Abbiamo fatto un paio di soluzioni ovviamente per poter rientrare sempre in una planimetria, per poter cantare almeno nei ristoranti quelli che c'è abbastanza spazio. Scusami se è stata colpa mia, non l'ho già capito, fosse pronto a fare che una pazzia. Dove non ci sarà, poi di conseguenza ci organizziamo ovviamente tramite Gennaro, gli fate sapere qual è il locale, qual è il ristorante, qual è la villa e in base a quello che si può fare si fa. Segretamente noi facciamo amore insieme, noi siamo forti assai, più forte la catena. Siamo attrezzati al 90% per poter riuscire a fare tutto, nonostante che vedete tutta sta roba, ma ci sono soluzioni, le dual passano dietro e ci stringiamo di un paio di metri, quindi diciamo abbiamo pensato anche a questo. Ovviamente il ristorante, che è piccolissimo, non riusciremo mai a lavorare. Bella, allora rindoletta si più bella. Ho cercato in questo spettacolo di metterci un po' tutto. Io canto da 30 anni, quindi per me non è facile mettere tutto dentro, ovviamente cercare di accontentare tutti, però durante questo spettacolo, che dura all'incirca 1 ora e 10, abbiamo cercato anche di inserire un momento dove c'è proprio una dedica, nonostante dico questa struttura bella, questo spettacolo bello montato e tutto è preparato, ma come sappiamo benissimo ci sta sempre chi lo là all'improvviso la posso fare una richiesta? Giustamente uno lo deve accontentare. Pure mi sento bella a fianco a te. Il mio più grande problema quando facevo le feste, non si trovava mai un punto sistemato per fare una fotografia. Oggi stiamo a bagnare, oggi stiamo a cameriere di piatto che passa, cioè. Questa è una delle altre scelte che ho fatto. Quello sarà un banner che posizioneremo all'esterno di dove canteremo, nel senso la sala fuori, che ne so, all'aperto, nel giardino. Finalmente ci potremo fare fotografie sempre dalle quali, sempre sistemate e soprattutto senza occhiaie. Ma capite bene, sistemate, la luce sistemata. Tu non sei più niente, non mi stai in mente, non ti voglio pensare. Io mi sono fermato realmente. Mo che era un mese o era 10 anni non lo sapevo, e vi dico la verità, non lo sapevo. Fino a Natale non avevo intenzione ancora di ripartire, perché ho fatto questo lavoro, lo faccio da tantissimi anni, ho 35 anni, lo faccio da 30 anni, quindi non è stato facile fare 30 anni il Tony Colombo e non Antonino. O c'ha gelosia fa diventare cattivo, meglio innamorati. Si dicono parole che senza. La mia ripartenza è ancora più reale, perché come vedete abbiamo fatto proprio una situazione che è difficile fare numeri, no? E io è proprio quello che non voglio fare, non voglio più fare numeri, voglio fare una qualità. Ma posto mio volesse per a te, sicuramente fosse peggio me, supportami gelosa e pace.
voglio regalare alle persone che hanno creduto nel mio personaggio, ma soprattutto dare la soddisfazione a chi come voi fa questo lavoro da 30 anni, da 40 anni, da 50 anni, chi è nato nella musica, di portare un artista a una festa e uscire da lì piena di complimenti. Sento che mi scoppia dentro un forte sentimento, via è mio. Perché molte volte è capitato che magari il complimento non c'era perché ce n'eravamo a fuori, era troppo tardi, dovevamo fare altre 10 feste. Sono cose che conosciamo tutti, no? Magari non ci facciamo fotografie, magari facciamo una canzone in meno. Questo non deve più succedere, almeno per quanto mi riguarda. Vasami, non stancarti mai di farlo, vasami. Voglio l'emozione indescrivibile che soltanto tu sai regalare. Sotto le stelle, la vita mia che brilla, si bella come Napoli. Per te vincesse l'impossibile. Amore mio, a Luca Miezavi, e non mi porta tutta gente che mi guarda. Più forte me, voglio cosa, sì, più forte me. Sta vita mia me ne cagna.